Curre basta in anieda Candamus a bocchire un usirbone Curre basta In questa nuova puntata visiteremo un complesso monumentale protostorico situato su una collina calcarea che domina gran parte della Sardegna meridionale. Dove ci troviamo e di che nuraghe stiamo parlando? Ci troviamo a Villanova Tulo, stiamo parlando del nuraghe Adoni, pieno di caratteristiche che solamente guide esperte come quella che ci accompagnerà potremo appunto sapere. Ci raccomandiamo, visitate i nostri siti social, quindi YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. E andiamo a vederlo? Andiamo? No, dopo la sigla! Siamo qui con il signor Alberto, presidente della cooperativa Valle del Flumendosa, che è responsabile anche della gestione di questo meraviglioso sito. E possiamo dare qualche prima informazione, epoca di costruzione, materiale in cui è stato costruito, sì. Quanti lobby ci sono, proprio una visione di carattere generale. Ci troviamo su un pianoro a oltre 800 metri sul livello del mare in cui è sorto il nuraghe Adoni, costituito da 4 torri esterne e una centrale, un quadrilobato, però adiacenti al nuraghe abbiamo anche il villaggio con le sue capanne. Datazione delle ceramiche siamo nel bronzo recente e bronzo finale 1350-1000 a.C. Dopodiché il crollo ha sigillato buona parte della struttura, soprattutto dovuto al crollo della torre centrale, e l'intervento di scavo dal 1997 al 2003 hanno portato in luce quello che è il perimetro della struttura, mentre un altro scavo è avvenuto nel 2012 su alcune capanne del villaggio. Che materiale è stato utilizzato per la costruzione? Soprattutto cavato o pietra locale, stiamo parlando di calcare, pietra cavata ma non con grosse lavorazioni, posizionata sulle strutture murarie, diciamo quasi integra dalle lavorazioni. Per le parti più alte sono state trasportate altre pietre, basalto lavico e calcare fossilifero dalle zone perimetrali, e quelle erano più adatte per le lavorazioni per fare la balconatura superiore delle torri. Quindi adesso vediamo qualcosa che mi diceva prima, sì, che ha un'altezza di circa... Consideriamo che il nuraghe, la torre centrale, attualmente ha un'altezza di 10 metri, però in origine consideriamo almeno il doppio, 18-20 metri. Siamo in una posizione dominante, quindi abbiamo una visuale a 360 gradi sul territorio e oltre al nuraghe abbiamo l'antimurale che delimita quello che è la parte del nuraghe con la parte delle capanne del villaggio. È importante il ritrovamento di questa capanna vicino alla grossa roverella perché sono stati ritrovati degli alimenti nel 2012, alimenti fossilizzati e carbonizzati in cui abbiamo trovato oltre al focolare e alla macina dei vasi contenenti i piselli, favino, lenticchie, frumento, quindi abbastanza importante l'ultimo utilizzo
della capanna e dà informazioni precise di quello che era la vita quotidiana. Procediamo verso il nuraghe, Benissimo. che in pratica non è stato costruito completamente con le sue 4 torri esterne e la torre centrale, ma bensì in un primo momento abbiamo la costruzione della torre centrale, torre a sud e torre a ovest. Successivamente il rifascio murario, torre a est e rifascio murario, torre a nord. Possiamo visitare la torre B. Attenzione, abbassate la testa. Ok. Più che la testa, io se mi incastro definitivamente, poi chiamate i pompieri. Allora, siamo all'interno della camera della torre B. Come vedete, la costruzione delle pietre posizionate sulla muratura sono abbastanza anomale, non sono regolari, ma è abbastanza irregolari. Questa camera era coperta da metà da deposito di crollo. Durante lo scavo si è liberato tutto il crollo e si è arrivato alla pavimentazione. Non abbiamo la situazione delle capanne del villaggio perché qui non abbiamo trovato i riperti nella loro posizione originale. E queste Le finestrelle aperture, che mi sì. incuriosiscono tantissimo. Noi le identifichiamo come aperture per arieggiare e illuminare la camera, e poi abbiamo l'ingresso vero e proprio che è dall'alto verso il basso. Pensiamo a un soppalco in legno o una scala in legno perché non abbiamo trovato strutture murarie. Come intervento la camera è originale, solo è stato fatto un intervento di restauro con zeppature e tamponamento delle parti, ok, quindi quando troviamo delle pietrine di riempimento, sì, così per quello è un dire, restauro sono degli fatto interventi nel successivi, 2013, sì. perché comunque loro hanno costruito semplicemente con i pietroni più grossi. Qui in questo caso pietre grosse, però comunque anche loro tendevano a riempire e a zeppare come tecnica costruttiva, sì. Adesso procediamo verso la torre centrale, quindi abbiamo un ingresso tra la torre E e la scala, e qui vediamo già un tipo di struttura muraria differente da quella precedente. In pratica abbiamo la torre a sud con la struttura muraria a filari, la parte centrale dove c'era il focolare non è completa di scavo, poggiata sul muro abbiamo una pietra, un mensolone che è crollata all'interno e ancora ce l'abbiamo poggiata. Perfetto, anche qui abbiamo le finestrelle perché dobbiamo Sì, sempre le immaginarci una torre chiusa nella sommità, insomma. La torre è dimezzata dal crollo, però in origine era chiusa con la camera a toloso, falsa cupola, e andava a chiudere completamente la camera. Mentre qui abbiamo una scala utilizzata con gradini molto consumati, utilizzata soprattutto per il nuragico. Logicamente il crollo è avvenuto dopo l'anno 1000 a.C. e ha sigillato tutto il periodo nuragico. Ok. Sopra il crollo abbiamo i periodi successivi, punico, romano, bizantino, periodi successivi, ma sotto il crollo siamo nuragico. Perfetto. Quindi saliamo piano piano. Sì. Qua ci troviamo sul cortile della laterale della torre centrale e qui già abbiamo una panoramica di quello che è il territorio della centro-sud Sardegna, i Sette Fratelli, Punta Serpedì, la zona di Cagliari, Sulcis, Iglesiente, poi arriviamo verso l'Oristanese, Monte Arci, Monte Grighine, quindi abbiamo proprio una panoramica del centro-sud Sardegna. Qui entriamo all'ingresso della torre centrale, nella parte superiore. Abbassiamo sempre la testa, attenzione.
Diciamo che lo scavo è avvenuto all'incirca all'altezza di 80-100 cm da questo. Questa parte qui era sempre a vista, sempre conosciuta. Il nuraghe ad Oni è stato pubblicato nel libro Voyage in Sardegna nel 1840 dal Giornale della Marmora. Ok, quindi se non sto capendo male era sepolto fino Sì, a questa fino a questa altezza, altezza. grosso modo. Ok. Il generale della Marmora comunque ha fatto un disegno, una sezione, un prospetto e ha identificato più o meno la planimetria attuale. Questi sono i conci della balconatura superiore, quindi le pietre lavorate della balconatura superiore crollate all'interno. Calcare fossilifero, basalto lavico e come reperto si è trovata la grappa in piombo. In pratica colavano il piombo fuso tra una pietra e l'altra per fare il collegamento. La Marmora ha ipotizzato una camera sottostante, però attualmente non sappiamo se ci sia una camera oppure se sia ingresso dall'alto e questa parte qui sia altro crollo. Qui abbiamo alcune capanne, la maggior parte sono della bronzofinale 1200-1000 a.C., ma c'è questa capanna qui che è precedente alle altre. Quindi abbiamo una capanna del periodo 1350-1200 a.C., bronzo recente. All'interno di questi stipettini sono state trovate le ceramiche. Ceramiche, vi parlo di coppi di cottura, vasi per contenere alimenti e alcuni alari, piedi per sostenere qualcosa vicino al focolare. Logicamente poi il crollo ha sigillato questa parte qui, sono molto probabilmente andati via, tornati e hanno ricostruito le altre capanne. Una cosa importante del nuraghe ad Oni è il ritrovamento di un acino d'uva sulla capanna numero 5. Un acino d'uva trovato fra i frammenti di un vaso decorato con completo, diciamo, di 3 semini e polpa e buccia. Logicamente stiamo parlando sempre di un reperto carbonizzato, però dalle analisi fatte al microscopio si tratta di uve nere e molto probabilmente si tratta come tipo di vitigno di Cannonau. Ah, bene. Questo fa sì che nel periodo nuragico si era a conoscenza dell'uva, perché si utilizzava l'uva. Poi pian piano si deve capire bene la trasformazione e l'uso che ne facevano. Avvenuto il crollo nell'anno 1000 a.C., successivamente sopra il crollo si è riutilizzato anche in periodo punico romano. Perché in periodo punico romano? Perché aveva trovato tantissime monete, alcune del periodo punico ma tantissime del periodo romano. Bracciali in bronzo, alcune lamine in oro e alcuni bracciali e orecchini in argento. Questa parte qui infatti è un lastricato con delle murature che non sono nuragiche. Ok, quindi già una sorta di stratificazione di due epoche diverse, insomma. Come dicevo prima, la Marmora ha fatto il disegno del nuraghe, nel disegno ha inserito anche le piante e attualmente quel grosso leccio che è lì di fronte è un monumento storico. Ci troviamo nella parte nord del nuraghe e al lato della torre a ovest troviamo la cisterna per la raccolta dell'acqua. Stiamo parlando di una costruzione profonda quasi di 4 metri, all'interno sono state trovate 5 brocche e 2 anfore, sicuramente frammentate e restaurate con un laboratorio del restauro. Ringraziamo tantissimo il signor Alberto per questa visita, vi invitiamo a venire a vedere questa meraviglia, cioè abbiamo sempre visto cose spettacolari, ma questo nuraghe è veramente massiccio e denso di storia. Vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok e che dire ancora. Vi ringraziamo e alla prossima. Grazie. Grazie a voi per essere venuti a visitare il nuraghe ad Oni e grazie per la vostra, diciamo, visita culturale. È passione e divertimento. Grazie, a presto.